tornati con noi, è il momento del nostro ospite. Ma tu sei un ospite, un amico, Giussi, che io conosco da anni. Lui veramente ha fatto tanto successo con una canzone che, come si suol dire, veramente ha fatto storia della nuova canzone napoletana. E non solo, lui è un grandissimo autore, scrive delle canzoni a mio modesto parere, ma credo anche al parere del pubblico, veramente bellissime, perché hanno dei sapori, come piacciono a me, dei sapori antichi nelle parole che lui scrive. Infatti voglio ricordare L'Ordine di Grande con Venere Figlio, stavo solo un compagno miei, ha fatto un film con Nino D'Angelo ai Titanic, quindi è anche attore. Signore e signori, abbiamo con noi Peppino Di Bernardo. Buonasera, di nuovo auguri, grazie. Buonasera. Anch'io ti hanno portato il caffè, anche ti ho portato certo, prima anche a lei. Queste caramelle sono come te, alzano la pressione. Facciamo un applauso al grande Di Bernardo. Buonasera. Buonasera a tutto lo staff e grazie a te per avermi invitato. Però io canto, faccio tutto quello che devo fare adesso, però attendo il finale perché è più bello, è un finale dolce, un finale che non posso non mancare. Benissimo. Peppino Di Bernardo, autore, attore, poeta delle sue emozioni e le canta pure. Sì, diciamo perché quello che spiego lo sento, lo avverto dentro di me e faccio le canzoni. Sono storie che possono rappresentare anche le storie degli altri, perché scrivendo le canzoni uno guarda in faccia alla gente, scopre diciamo anche qualche momento bello, qualche momento brutto e poi così nascono le canzoni. Nascono di giorno, di pomeriggio, di mattina, di sera, di notte, non c'è un momento. Vedi che c'è un altro microfono, caro Di Bernardo, a fianco a te. Ma finiremo se capito qualcosa. Ora ripetiamo. Ma ecco che non lo dico. Facciamo una pausa al grande Di Bernardo. Ma sai perché? Perché non andiamo con un copione, sai, dici fammi passare domani e devi fare. Allora, io voglio dire solo una cosa. Vabbè, con le canzoni ne ho fatte tante, il pubblico ormai dice sempre lo stesso, però ogni tanto qualche cantante si aggiunge agli altri cantanti che mancano. Che ho fatto. Ho fatto quella con Gino Mauro e Cinzia Oscar, poi ancora Cinzia Oscar per il festival Partenope, e mo è un periodo dove ci sono tanti artisti che hanno diciamo preso la mia penna nel senso buono, perché questo mi ha sotto Natale tutto quando mi dice prima si accattavano i pavidoni, si accattavano i bombe, non si accattavano o disco, che c'è stato dall'altro o dice, non lo so se ci non sarò proprio la stessa cosa, forse lo mando tu, ma Facciamo un applauso, grazie, sempre a Cinecialo. E poi c'è un debito. C'è un debito, ma parecchio tu. Sì. Però dovevo ricordarglielo, però è stata la mia sfuggita. Peppi, volevo dire una cosa, io 3 canzoni ho fatto, che secondo me sono 3 capolavori, 3 canzoni diciamo nel corso poi di quelle là che io ritengo 3 capolavori, a pazzo tutto bene. Ma parliamo quelle mie? Parliamo delle tue. E hai fatto anche un disco che è straordinario. Cioè, perché io sento nelle tue canzoni, non so se lo fai apposta, se è una cosa che sento io, l'avvicinamento a quelle che sono musicalmente sia le parole che la musica, a quelli che sono un po' i ritmi classici della canzone napoletana. Forse perché ho iniziato prestissimo, vengo da quella scuola, da quel modo di pensare, di scrivere, di comporre. Faccio anche le cose moderne, perché uno deve seguire un po' anche la moda, perché sennò l'autore non deve essere più vita, insomma, no? L'autore deve essere come il sarto. Io mi vesto nella maniera che preferisco e la canto. E come hai detto tu, canto un melodico tradizionale con quel pensiero moderno. Signori e signori, a show napoletano abbiamo Peppino Di Bernardo. Peppi, che cosa ci canta? Allora,
io devo cantare una canzone, sono obbligato proprio a cantare questa canzone perché a parte il festeggiato me l'ha richiesto, se no No, se no non può dire niente. Allora in colpa lì, scherzo. no, poi diciamo questa canzone mi rappresenta, c'ha i suoi anni, però comunque è una canzone che si canta quasi tu, per Pino Di Bernardo, per capo stavo pure un compagno. Allora questa ha 25 anni, è stata cantata, ricantata, incisa, è diventata una copia. Trovo dischetti dappertutto con questi, cioè come si dice, con queste basi rifatte. È la soddisfazione, insomma. Io ti lascio proprio il palco. Salutiamo il nostro amico in comune. Certo, io ho ricordato anche la sua manifestazione al Teatro San Nazaro di Napoli il giorno 7 dicembre. Tu sei stato ospite sempre. Lo salutiamo anche in diretta Facebook. Certo. Diego Paolo, ti salutiamo io e Peppino Di Bernardo. Io sono stato uno dei premiati qualche anno fa al Teatro San Nazaro. 2013. Mi sembra di sì. 2013 se non sbaglio. Sai pure tu. Noi ci siamo sempre. Questa è una cosa importante. Signori e signori, ho saputo lo fanno me e poi che cosa ci dedichi? A roba bella. E che è tutto bello, Peppino, specialmente quando ci sei tu. A roba Grazie. bello sta solo un panini. Peppino Di Bernardo, qui a Sciomano le Patte. Stasera tanto non mi vede, sto facendo bene, ma se non mi crede, io sono pronto pure a giurare, stavo pure la compagna mia, stavo di buono nella passaria. La vista pure sotto a casa no, ma sono sicuro che ti viene ancora, non mi dice di no, è proprio inutile. Stavo pure una compagna mia, con veramente tuo va bene a noi, ma non è stata solo colpa noi, io sapevo che era una sforzata sta insieme con te, è meglio per me, si faccia chiacchiere con moga chi sta amore non mi rimane, fammi un favore, non condanni nessuno, che ne va chi l'è pure a me. Stavo pure la compagna mia, stavo di mano nella passatina, la vista pure sotto a casa tua, ma sono sicuro che ti viene a noi.